Presidente Serracchiani, una promessa mantenuta che non è solo un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza. Assolutamente sì, è una tratta importante questa e vale la pena ricordare che è una tratta che potrà essere dedicata al turismo, al commercio e ai passeggeri, quindi davvero una spina dorsale per l'intero territorio. Non è soltanto una promessa mantenuta perché siamo andati anche oltre. In prospettiva stiamo lavorando al biglietto integrato, quindi gomma e ferro, e stiamo lavorando ovviamente a far conoscere ancora di più questo territorio anche attraverso i treni storici. Sindaco Carli, una grande festa di territorio per la riapertura della Sacile Maniago. Sì, certamente oggi è una grandissima giornata a coronamento anche di quello che è un progetto che è stato sostenuto veramente da tutti i sindaci del territorio. Questo è un progetto che nasce dal basso, dalla volontà degli amministratori di riportare la linea ferroviaria a quel ruolo di centralità per l'intero nostro territorio. La riattivazione della linea quindi è un importante risultato e rappresenta anche un punto di partenza, perché la linea ferroviaria per noi poi vorrà dire anche la realizzazione e il completamento della pista ciclabile FVG3 che si svolge parallelamente alla linea ferroviaria, con tutte le prospettive poi anche di turismo accessibile che vogliamo dare a questo territorio, ma soprattutto anche a una nuova modulazione anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Noi ci contiamo molto e su questo i piani delle unioni territoriali intercomunali prevedono notevoli investimenti.